È tornata a macinare punti la saremese di Andreoletti al Comunale per la 21esima giornata di girone. Arriva all'Arconatese ed è una sorta di prova di maturità per i matuziani che con una vittoria possono tornare ufficialmente nella playoff. Lombardi ai margini di quella playout, anche se con un vantaggio per ora ancora rassicurante. Gara che sarà frizzante a partire dai primi minuti e dalla prima occasione di Convito che non sfrutta a dovere un filtrante di De Montis, ancora locali, che partono fortissimo. Calcio d'angolo da destra, girata di Bregliano sul palo e clamoroso tappin di Romano che da 4 metri c'entra solo l'esterno della rete. Sarà una partita per moviolisti. Il primo episodio è questo atterramento di Romano dopo il tiro di Gagliardi respinto da Botti, si prosegue e De Montis fa la barba al palo dalla distanza. Verso il 25esimo si vede l'Arconatese con la combinazione Santonocito-Gobbi e conclusione di quest'ultimo, parata in due tempi da Dragone. È un campanellino di allarme perché al minuto 33 c'è una conclusione da dentro l'area di Pavesi, il braccio di Bregliano è troppo largo e l'Arconatese va dal dischetto con Santonocito, il numero 11 col saltino spiazza Dragone e porta in vantaggio i milanesi generando la veemente reazione locale, reazione che si manifesta già a fine frazione quando Danovaro mette Romano davanti al portiere, il numero 24 si divora letteralmente il pareggio a tu per tu con Botti. La ripresa nelle immagini di Nico Cosentino, la sagra della moviale degli errori, si comincia con Convito che cade in area lombarda, ma il gioco prosegue col direttore di gara ben piazzato e molto sicuro della decisione. Poi c'è un tocco sospetto di Menegazzo all'altezza del scatto del rigore. Categoria, questo lo faceva anch'io. Romano, su un'uscita a vuoto, non ha la prontezza nella zampata verso la porta e poco dopo Mihailowski di testa dall'area piccola mette incredibilmente fuori. Minuto 80, ennesima discesa di un imprendibile Convito, mischia in aria sul rimpallo generato dalla conclusione del numero 28. Anche questo pallone non vuole entrare, ma Murgia raccoglie, aggiusta e di rabbia mette nel sacco per la rete del pareggio. La Sanemese la vuole vincere, si butta in avanti. Ancora un episodio da moviola per la caduta di Convito nei 16 metri e ancora si prosegue al minuto 87, scambio Convito Vita, tocco di quest'ultimo per Romano che dopo aver sbagliato gol facili fa la cosa più difficile perché addirittura in pallonetto salta Botti e completa il sorpasso. A 2 minuti dal termine è il tripudio, è la terza vittoria di fila perché il Forse Lombardo genera solo qualche spavento. È il ritorno ufficiale in zona playoff, posizione da difendere domenica prossima nel big match con la Castellanzese.